Siamo qui con Nicole D'Agostin, ciclista professionista. Ecco Nicole, com'è nata la passione per il ciclismo? Ma è nata grazie a mio papà perché mio papà correva, ha corso a livello amatoriale e a 6 anni mi ha messo in bici e da lì è partito tutto. Poi il primo regalo che mi hanno fatto i miei nonni è stata una bicicletta, perciò era destino e io ho continuato e vedo che sta andando bene, speriamo. Quali sono le gare che ricordi con più emozione? Ma sicuramente il campionato del mondo che ho fatto da junior e l'europeo, però penso che la gara che più mi ricordo è una tappa del Giro di Campania che l'ho vinta il giorno della festa della mamma, mia mamma è morta, perciò per me vincere quel giorno lì è stato davvero bello, non era una gara importante, ma per me lo è stato. E adesso come mai la scelta di tornare in Spagna? Diciamo che l'anno che ho fatto in Spagna, lo scorso anno, è stato l'anno migliore tra l'elite. Sono tornata in Italia per vari motivi, perché come sapete il ciclismo femminile non è quello maschile, quindi a livello di denaro, diciamo, non ci si può vivere a 21 anni. Ho detto provo a tornare in Italia a stare più tranquilla, però lì avevo lasciato un pezzo di cuore e adesso torno a riprendermelo. È stata una scelta difficile perché avevo preso anche la decisione di smettere dopo la quarantena e devo ringraziare chi non ha insistito di farmi continuare, mi ha lasciato tranquilla e io ho preso la mia decisione e torno in Spagna. A livello di gare, ecco, quali obiettivi ti sei prefissata per il 2021? Ma sicuramente di crescere perché ho capito che nella categoria elite a 21 anni devi avere tanta tanta pazienza e quindi il mio obiettivo è crescere e magari togliermi qualche soddisfazione nelle gare adatte a me. Non dico vincere, ma almeno qualche buon piazzamento in modo da vedere qualche miglioramento che mi dia uno stimolo in più, ecco. Ecco Nicole, come pensi che il ciclismo possa uscirne da questa situazione epidemiologica? Non lo so, anche perché è difficile per noi anche programmare una stagione, non ci sono gare sicure, non puoi dire mi preparo per un obiettivo e poi una settimana prima viene annullata. Per noi è pericoloso perché possono mettere tutte le sicurezze che vogliono a inizio gara, ma poi in gara siamo in gruppo. Secondo me lì bisogna stare attenti, fare sempre i tamponi, avere la bolla di squadra o la bolla proprio della gara in modo da essere sicuri che sono tutti negativi. Qualcuno può sfuggire, come è sfuggito al Giro, come è sfuggito in altre gare importanti. Secondo me non si può evitare che qualcuno intacchi qualcuno. Vediamo come va il 2021 e speriamo sia meglio del 2020 perché abbiamo corso veramente poco.